piano oncologico nazionale prevede solo 4 centri in Italia, quello di Pavia, quello di Trento che hanno appena iniziato i trattamenti, quello di Mestre che probabilmente non si realizzerà più e poi c'era per tutto il centro-sud quello di Catania. Quello di Catania era uno dei centri che erano stati scelti dal Ministero della Salute proprio in quanto Catania è sede dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, che a Catania ha i laboratori del Sud che sono un centro di eccellenza, all'interno del quale si praticano ormai dal 2003 a titolo sperimentale i trattamenti dei tumori dell'occhio con percentuali di guarigione che riescono a superare il 95%, 0% di recidive e quindi vuol dire che dei 95% dei circa 330 pazienti che sono stati trattati sino ad oggi hanno non solo avuto la fortuna di aver salvato la loro vita ma anche la vista. È un progetto sul quale dobbiamo scrivere la parola fine o c'è la speranza che si possa ancora realizzare a Catania? La speranza rimane perché il tempo per l'utilizzo dei fondi comunitari esiste ancora, a condizione che ci sia la volontà politica di andare avanti. Allo Stato quella che sembra mancare è proprio l'attività politica, la volontà politica. Io ho parlato ripetutamente con l'assessore Borsellino e spero sempre che l'assessore Borsellino riveda la propria decisione perché il centro di protonterapia è necessario, è utile e soprattutto un centro che oltre a curare l'aspetto sanitario, quindi a curare malati di tumore, consentirebbe anche una serie di ricadute industriali importantissime